Nell'ambito della Settimana della Cultura Siciliana negli USA, promossa da Sicilia Mondo per celebrare i 40 anni della sua fondazione, è stata organizzata in Brooklyn, presso il Community Medical Society del compianto dottor Antonino Parisi, una mostra fotografica dal titolo Pirandello e il teatro siciliano da Angelo Musco a Turiferro. La mostra, svoltasi sotto gli auspici della FIAO, Federation of Italia America Organization of Brooklyn, è stata allestita dall'Istituto di Storia dello Spettacolo Siciliano e curata da Sara Zappulla Muscarà e Enzo Zappulla. L'avvocato Domenico Azzia, presidente di Sicilia Mondo, ha, alla presenza di un folto pubblico, inaugurato la mostra. Insieme al dottor Giovanni Bologna, direttore generale dell'assessorato regionale lavoro e migrazione della regione Sicilia, e insieme al professor Jack Spatola, presidente del consiglio di amministrazione della FIAO, e della dottoressa Sudha Patel, che hanno fatto gli onori di casa. Attraverso oltre 50 foto, in gran parte inedite, la mostra ripercorre l'itinerario esistenziale e artistico di Luigi Pirandello e mette a fuoco la prima grande stagione teatrale dell'Agrigentino, quella in dialetto siciliano, anche attraverso i suoi maggiori attori. Sara Zappulla Muscarà, ordinaria di letteratura italiana all'Università di Catania, ha lucidamente illustrato la figura e l'opera di Pirandello, mettendone a fuoco aspetti fino ad oggi ignorati e soffermandosi sui suoi primi capolavori, Liolà, il berretto a sonagli, la giara, la patente, evidenziando gli aspetti di sicilianità che ne pervadono gli scritti. La prima grande stagione teatrale dell'Agrigentino, quella in dialetto siciliano. Quello che era destinato a divenire con William Shakespeare il più grande drammaturgo del mondo, approdò tardi al teatro, quando era già famoso romanziere, si chiama Fu Mattia Pascal, che aveva scardinato dall'interno il concetto tradizionale di romanzo, eppure della scena aveva sentito il fascino fin dai verdi anni. Quando a Palermo vede Leonora Duse, il teatro, scrive ai suoi, io lo conquisterò, con grande preveggenza, e in una stagione veramente eccezionale scrive ben 12 testi in dialetto, fra i suoi più belli, A Verità Cuciangenetti, Liolà, A Giara, Patente, Pensaci Giacomino, in cui è condensato già tutto il Pirandello futuro. Per questa capacità del grande scrittore, dove tu sei tieni, vero? Dove c'è già tutto. C'è il teatro nel teatro. C'è questa Sicilia mito, ci sono i grandi temi pirandelliani, il contrasto fra l'essere e l'apparire, pupi siamo, il tema del pupo mosso dall'alto, fra la vita che scorre continuamente, le navi vitali di Bergson, e la forma, l'impossibilità di conoscere la verità. Qual è la verità? La verità è quella di cui in quel momento ci convinciamo. Così è, se vi pare. Però questa scissione della personalità, per cui siamo uno e 100.000, e quindi nessuno, vero? Questo relativismo delle conoscenze. E chi sono i tre grandi del Novecento? In tutti quei settori. Sono Pirandello, Einstein, il relativismo della fisica, e Freud, la scissione e l'impossibilità di conoscersi e la scoperta dell'inconscio. Nel corso di questo convegno sulla Sicilia
È stata esposta anche una mostra fotografica riguardante Pirandello e il teatro siciliano. Organizzatrice di questa mostra, Sara Zapulla Muscarà. Allora, vogliamo parlare un attimino di questa mostra e di Pirandello. La mostra ripercorre l'itinerario esistenziale e artistico di Luigi Pirandello, dalla nascita in Contrada Caos ad Agrigento, gli studi giovanili a prima Palermo, poi all'Università di Bonn, la famiglia, gli amici, e via via fino poi a quel momento fondamentale che è costituito dalla sua prima grande stagione teatrale, che è quella in dialetto siciliano. Ha contatto con attori straordinari come Giovanni Grasso, che era stato in tutto il mondo, anche in America, a riscuotere grandi successi, Angelo Musco, con le straordinarie poi tematiche pirandelliane che ritroviamo anche nel Pirandello Futuro, i miti della sua isola, le tradizioni, l'antropologia, la lingua, e via via fino alla nomina accademico d'Italia, il premio Nobel nel 1934, e poi la scomparsa e il desiderio espresso nelle sue ultime volontà di ritornare e di essere seppellito in quella Girgenti dove era nato. Una stagione, questa del teatro siciliano, che vede dei protagonisti d'eccezione, perché queste compagnie hanno riscosso grandi successi e ancora più col repertorio pirandelliano, sia in America che in Francia, in Spagna, anche nelle lontane Russie. Erano anche la loro capacità di portare in giro tematiche ardue e complesse come quelle pirandelliane, però ecco, Pirandello oggi, grazie anche agli attori, è entrato nelle coscienza e nell'immaginario di tutti i grandi intellettuali. Woody Allen alcuni giorni fa, proprio sul New York Times, dichiarava che lo scrittore che più aveva influenzato la sua arte era stato proprio Luigi Pirandello, e la presenza di Pirandello ormai è penetrata dappertutto, cioè il teatro contemporaneo, la letteratura contemporanea non sarebbe quella che è senza Pirandello. L'attualità di Pirandello, quale messaggio tramanda alle nuove generazioni? Pirandello è sempre attuale, perché le sue tematiche sono quelle esistenziali, per esempio la difficoltà, certe volte anche l'impossibilità di comunicare, perché ciascuno è chiuso nel proprio mondo, questo individualismo, la impossibilità di conoscere la verità in assoluto, perché ciascuno crede di essere depositario di una sua verità, per cui conclude così è se vi pare. Questo continuo cambiamento dell'uomo, per cui ecco, c'è questo contrasto fra l'essere, l'apparire, la vita e la forma. Ecco, sono tutte tematiche di grande modernità, perché è l'io e l'uomo con la sua pena di vivere così, come scrive il protagonista, per cui ecco, Pirandello è scrittore di tutti i tempi, perché il suo non è un teatro politico legato a un preciso momento storico, ma è un teatro esistenziale, legato ai grandi problemi, alle grandi tematiche dell'uomo, che sono poi uguali in tutti i tempi.